Sicuramente quello che è successo a Parigi è una cosa drammatica che fa pensare, però io penso che sia anche da pensare a questo accanimento che ultimamente c'è nei confronti della pubblica amministrazione e dei lavoratori. Qualcuno, con un paragone decisamente fuori luogo, chiama in causa addirittura i giornalisti francesi massacrati dai terroristi. Ma al di là delle esagerazioni, il problema non è da poco per circa 900 lavoratori delle province venete, 160 dei quali veneziani, colpiti dalla riforma governativa degli enti locali. La nostra preoccupazione è sicuramente la messa in mobilità e i licenziamenti che il decreto del Rio prevede. Noi dell'ADL Cobas agiremo in tutte le forme legali, pacifiche, protesteremo in tutte le maniere e anche il nostro ufficio legale è pronto per dare battaglia legale su tutti i fronti. E a Venezia, dove si è appena insediato il nuovo commissario che dovrà gestire la transizione verso la città metropolitana, le difficoltà sono maggiori che altrove, visto che un comune sull'orlo del dissesto finanziario difficilmente potrà assorbire molti dipendenti. E il problema è che l'iter procedurale porterà che semmai parte la città metropolitana del 1° gennaio del 2016, va da sé che diventa complicato dal punto di vista delle risorse, perché se è sforamento di patto di stabilità, e a oggi lo è, il problema diventa esponenziale. È un problema, sostengono i sindacalisti alla guida della non affollatissima manifestazione in Campo San Tomà, che non riguarda soltanto i lavoratori ma tutti i cittadini del Veneto. È fondamentale definire quali sono i servizi, al di là dei dipendenti pubblici, ma anche per i servizi ai cittadini, che diversamente rischiamo che ci troviamo per le scuole, per le viabilità e per altri servizi a disagio e in difficoltà.